Un'ampia e approfondita intervista è stata effettuata dalla nostra testata al vicepresidente della regione, nonché assessore regionale all'economia e finanza, al professor Gaetano Armao. Tanti temi dibattuti, tra tutti quello dell'emergenza Covid-19 nei mesi scorsi, alle iniziative fatte dalla regione verso le famiglie e le categorie produttive, con una finanziaria straordinaria approvata dall'Assemblea regionale siciliana. Con il professore Armao si è anche discusso del futuro del Consorzio Universitario Agrigentino, essendo lo stesso stato presidente del consorzio, e del sostegno dato verso l'apertura del Palacongressi dopo anni di totale abbandono. Allora, io lockdown non ne ho potuto fare, non ne ho fatto perché paradossalmente il lavoro per chi ha responsabilità di governo si è accresciuto enormemente. Abbiamo vissuto ovviamente dentro gli uffici, tra la presidenza, l'assessorato al bilancio e l'economia, su tutti i temi cruciali, le ordinanze, i confronti con la presidenza del Consiglio, con i ministeri, riunioni, e con la difficoltà di avere 8.000 dipendenti in lavoro a distanza, quindi con un appesantimento anche delle relazioni umane, purtroppo, che è fermo restando l'esigenza di dover dare risposte tempestive per disposizione di atti amministrativi, di atti normativi, di circolari. È stato un lavoro molto duro. La Sicilia ha resistito bene sul piano della salute, e dobbiamo fare in modo che resista bene anche sul piano economico-finanziario. Le previsioni purtroppo sono complicate, sapete bene che la Sicilia e tutto il mezzogiorno d'Italia, effetto di 10 anni di abbandono del sud inaccettabile, hanno avviato e hanno incrociato il tema dell'epidemia, della pandemia, con un meno 13 rispetto al 2007. Cioè noi, quando è cominciata la pandemia, eravamo a meno 13 di PIL rispetto al 2007, perché negli ultimi 5 anni, che sono gli anni nei quali il paese, il centro-nord, ha recuperato, purtroppo negli anni precedenti non si era riusciti a recuperare. Noi eravamo già in crescita, stavamo crescendo come regione, eravamo già la regione che spendeva di più in termini di risorse europee, quindi ci apprestavamo ad avere un anno importante nel turismo, nell'utilizzo dei beni culturali, nella ripresa dell'economia, nella riduzione di oltre 800 milioni di euro del debito regionale. C'erano tutte le premesse per un anno buono. Purtroppo è arrivata questa tragedia che colpisce tutto il continente, ma colpisce soprattutto il sud d'Europa e il sud d'Italia. Ripeto, con meno 13 già di PIL all'inizio, e un meno 10 certamente che avremo, con la possibilità di innestare più risorse possibili in termini di liquidità, e non solo di sussidi, ma di sostegno alle imprese per farle ripartire. È un momento difficile, ma la Regione sta mettendo in campo tutte le misure. Abbiamo votato una legge di stabilità da oltre 1,5 miliardi, abbiamo approvato un bilancio da oltre 22 miliardi di euro, tutti immessi in circolazione, con l'obiettivo di far soffrire il meno possibile la Sicilia. Abbiamo lanciato l'assistenza alimentare, lo strumento straordinario di liquidità attraverso IRFIS. Abbiamo introdotto per primi in Italia il fondo perduto, mentre lo Stato è arrivato solo dopo tante proteste al fondo perduto, avendo preferito accompagnare le imprese e le famiglie in banca. L'effetto è stato quello che è sotto gli occhi di tutti, perché un po' perché la Sicilia e tutto il mezzogiorno hanno circa un 20% di economia sommersa, un po' perché molte delle imprese che vivono in economia emersa, ma hanno un appesantimento di storia bancaria, quindi hanno degli insoluti o hanno delle rate non pagate, solo per questo non possono accedere neanche ai 25.000 euro. La situazione è tale che appunto nel sud queste misure di affidamento al sistema bancario con garanzia pubblica stanno funzionando poco, tant'è che il rapporto tra numero di imprese e affidamenti previsti dalla legge sul Covid vedono un favore nei confronti del nord, cioè più affidamenti che imprese, e un pregiudizio nei confronti del sud, più imprese che affidamenti.